Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella città del miracolo eucaristico a Bolsena in provincia di Viterbo. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 350 metri sul livello del mare e conta più di 4.000 abitanti e si affaccia sull'omonimo lago. Nel corso della puntata scopriremo tutti gli itinerari, quelli del lago, gli itinerari artistici, culturali e soprattutto quelli religiosi con la bellissima basilica dedicata a Santa Cristina. Mettetevi comodi, a voi Bolsena! Io sono il barbiere di questo quartiere medievale, un quartiere stupendo nella Bolsena antica. Questo è un quartiere che purtroppo si sta spopolando per via delle case che sono un po' scomode, ma quando è l'estate, diciamo, noi abbiamo la fortuna di avere tanti turisti, di tanti stranieri che hanno avuto l'occhio lungo di comprare casa a Bolsena. Bolsena, diciamo che per noi è un amore, un sentimento, è una cosa bella, stupenda, è un paese che ti dà turismo all'estate, vivere in mezzo a tanta gente, ma ti dà anche quelle cose tranquille, quelle cose semplici, quelle cose sincere che è durante l'inverno. Infatti noi abitanti apprezziamo quasi più i periodi di inverno che i periodi estivi, perché proprio c'è questa serenità. Abbiamo la fortuna di queste giornate che ancora usiamo il sole per riscaldarci, perciò ecco, il massimo che possiamo avere da un piccolo centro come Bolsena, come il quartiere medievale. Venite a Bolsena perché se sta bene, se mangia bene, sono abitanti stupendi, sono compagnoni, sono gente di baldoria, sono molto ospitali. Dopo una lunga e muta permanenza, io esserti distante mi dispiace. Invito a te la mia presenza intima e dolce ed un'amata pace, dialetto borsenese, fra due poeti e uno scrittore e uno scultore. Devo dire che Bolsena rappresenta un po' quello che praticamente nell'Italia c'è di bello. Inizio con il lago, un ambiente bellissimo, molto pescoso, amato moltissimo per gli sport estivi, mi riferisco al windsurf, amato anche da molti stranieri che nel periodo estivo arrivano a Bolsena per passare le loro vacanze. Non posso tralasciare nella nostra città l'importanza della parte religiosa. Mi riferisco alla Basilica di Santa Cristina, dove nel 1263 è avvenuto il miracolo eucaristico che ha dato vita alla festa del Corpus Domini. Bolsena ha una storia lunghissima, una storia intensa, una storia importante. Mi riferisco anche a tutto il quartiere storico della nostra città, riferimento alla Rocca Monaldeschi, dove oggi è sede di un bellissimo museo. Devo dire che da qualche anno tutto il borgo, quindi il borgo del castello e anche del borgo, diciamo così, basso della nostra città, viene interessato da importantissime manifestazioni che hanno raggiunto anche interessi internazionali. Un borgo storico fantastico, ricco di cantine, di scorci veramente suggestivi. Il nostro itinerario ci porta nel cuore di Bolsena, nella basilica dedicata a Santa Cristina, dove sono custodite le testimonianze del miracolo eucaristico avvenuto nel 1263, ma per saperne di più andiamo ad incontrare il parroco. Ci troviamo nella Basilica di Santa Cristina qua a Bolsena, una basilica che ricorda non solo la Santa ma anche il miracolo eucaristico. Santa Cristina era una fanciulla di 12-13 anni, figlia del prefetto di Bolsena, verso il 300-310 d.C., durante l'imperatore Diocleziano, uno che più di altri aveva perseguitato i cristiani e quindi proibiva il culto. Questo prefetto di Bolsena si chiamava Urbano, si trova in casa
La figlia che crede tenta prima di dissuaderla con le buone, poi con le cattive, la fa mettere in prigione, la fa picchiare, ma Cristina non recede e allora la fa gettare nel lago di Bolsena con una pietra al collo. La tradizione dice che gli angeli l'hanno riportata a riva facendola appoggiare sulla pietra, facendo galleggiare questa pietra, e il padre dall'emozione o dalla rabbia muore all'improvviso. Prefetti successivi continuano la loro persecuzione cercando prima di dissuadere Cristina, ma poi la sottopongono a tante persecuzioni fino a quando la colpiscono con delle frecce al cuore e lì muore. Viene sepolta nel cimitero che poi diventerà le catacombe di Santa Cristina, qua vicino alla basilica, e comincia il culto di Santa Cristina. Viene costruita prima una piccola basilichetta sopra la tomba della Santa, poi viene costruita questa basilica che viene consacrata da Gregorio VII nel 1078 d.C. Qui si inserisce anche il miracolo eucaristico. Pietro di Praga, un sacerdote che dubitava fortemente della presenza di Cristo nell'Eucaristia, chiede di fare un pellegrinaggio a Roma per pregare sulle tombe dei santi Pietro e Paolo. Si ferma a Bolsena nel viaggio e a Bolsena chiede di pregare sulla tomba di questa santa bambina perché lei, che ha avuto il coraggio di credere fino al martirio, gli ottenga dal Signore la grazia della fede nella transustanziazione. Al mattino, prima di ripartire, chiede di celebrare sulla tomba della Santa. Mentre pronuncia le parole della consacrazione sul pane, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, l'ostia comincia a diventare prima di colore rosso e poi a grondare sangue. Spaventato, stupito, meravigliato, non ha più la forza di continuare la celebrazione, interrompe, raccoglie nel corporale l'ostia bagnata del sangue, con tutti i purificatoi e lini sporchi di sangue, nasconde tutto nel sacrario in sacrestia e va ad Orvieto, perché il Papa allora si trovava ad Orvieto, per confessare prima di tutto il suo peccato di incredulità e poi per raccontare l'esperienza che ha vissuto a Bolsena. Il Papa manda il vescovo Giacomo di Orvieto a verificare cosa sia successo a Bolsena e fa portare ad Orvieto tutto ciò che riguarda il miracolo. Urbano IV, è il Papa, dopo il miracolo di Bolsena, istituisce con la bolla Transitulus del 1264 la festa del Corpus Domini per tutta la Chiesa universale, che ancora oggi è una delle feste più solenni per quanto riguarda l'Eucaristia. Qui a Bolsena, del miracolo è rimasto l'altare su cui Pietro di Praga avrebbe celebrato e delle pietre bagnate dal sangue del miracolo. Di queste pietre una viene portata solennemente in processione il giorno del Corpus Domini, nel pomeriggio. In questa occasione tutte le strade dove passa la processione vengono coperte da disegni artistici fatti con i fiori. Questa è una chiesa romanica, si vede molto bene, che però era stata trasformata in barocco, quindi sono stati demoliti tutti i capitelli come si vede e poi riportata di nuovo al romanico, così come l'abbiamo adesso all'inizio del 1900. Ecco, la vetrata centrale è quella di Santa Cristina e anche il politico davanti all'altare ha al centro la Madonna, e poi i santi Pietro e Paolo e poi San Giorgio e Santa Cristina. Siccome il miracolo è avvenuto nel 1263 e la bolla Transitulus nel 1264, in occasione del 750° anniversario di questi due eventi, Papa Benedetto XVI ha concesso alla Basilica di Santa Cristina e al Duomo di Orvieto un giubileo eucaristico straordinario, dove si può lucrare l'indulgenza plenaria come in tutti i giubilei che vengono stabiliti. Abbiamo creato la Porta Santa proprio all'ingresso della chiesa barocca che custodisce le Sacre Pietre, perché immette direttamente sui luoghi dove è avvenuto il miracolo.
Dopo aver scoperto gli itinerari artistici, culturali e religiosi, è importante scoprire anche l'itinerario del gusto, a voi la gastronomia. Siamo in una bella cantina nel centro storico di Bolsena e nel quartiere chiamato Borgo Dentro. Di solito il mio racconto riguarda le bellezze artistiche, le bellezze architettoniche, il paesaggio, eccetera, ma parlo anche dell'aspetto culinario. Su questa tavola abbiamo una carrellata di colori, di sapori, di forme diverse legate al territorio in cui siamo. Naturalmente la cosa più importante è il legame che ha questo territorio con il lago. Qui vediamo su questa bella cesta il pesce più interessante anche dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista culinario è il luccio. Poi naturalmente c'è l'antica tinca, il coregone. Qui possiamo vedere anche i più piccoli del lago, i lattarini. Qui li vediamo crudi e cotti. Le verdure bellissime e saporite di questo terreno vulcanico forte e anche umido naturale, specialmente un pomodoro tipico di questa zona, lo scatolone. Si chiama così perché è forma di una scatola, si può dire. Il pesce, il coregone, ha la salsa di prezzemolo. Mentre più avanti, più spettacolare, c'è questa tinca a porchetta con patate e olive. Le patate sono arricchite da questo aroma particolare di queste zone che è il fiore del finocchio selvatico. Il coregone alla fiamma, pieno di aromi, i lattarini e il persico fritti, carpaccio di coregone con varie salse. Mentre nel vassoio ci sono quelli che qui si chiamano chicarelle in dialetto, questa pasta che è fatta di acqua e farina. E successivamente potete vedere il nostro pane senza sale che esalta i sapori delle pietanze. Mentre più avanti ci sono queste ciambelle e trecce, diciamo legate un po' anche alla tradizione della festa di Santa Cristina. Le ciambelle più avanti, le piccole ciambelle, tanto da essere chiamate tisichelle, fatte con l'anice e il vino, e più avanti le frittelle di pane, la ricotta naturalmente che veniva usata o con miele specialmente o con lo zucchero o con un arricchimento più moderno, la cannella. Diciamo un altro elemento importante legato a questo territorio, anche se è arrivato negli ultimi 100 anni, questo fiore, l'ortensia. Legato a queste ortensie c'è una cosa un po' speciale, il liquore chiamiamolo da meditazione, può essere caldo o freddo, gelato e diciamo è molto molto apprezzato dagli intenditori. E con l'assessore alla cultura andiamo a conoscere le tante manifestazioni proposte dal comune di Bolsena nel corso dell'anno. Bolsena è una cittadina che si presenta molto bene in quanto ha delle ricchezze naturali e anche culturali e di conseguenza c'è una varietà di possibilità, di opportunità di acculturarsi ma anche di divertirsi. Abbiamo delle location che grazie alla precedente ed attuale amministrazione sono state restaurate, sono state arricchite. Le manifestazioni vengono patrocinate dal Comune ma organizzate anche grazie alla presenza nel nostro territorio di oltre 60 associazioni. La prima festa che noi festeggiamo all'aria aperta è naturalmente la festa del Corpus Domini, seguita poi subito dopo dalla festa delle Ortensie che coinvolge tutto il nostro paese.
Una delle feste religiose molto sentite, oltre alla nostra festa tradizionale del Corpus Domini, è la festa di Sant'Antonio, che cade in giugno. È una festa molto sentita perché ricorda il momento della fine della guerra a Bolsena. Dal punto di vista storico, una festa che coinvolge i nostri cittadini e che attira a Bolsena molti stranieri è anche la festa medievale. Sono già 3 anni che abbiamo organizzato un bellissimo corteo storico. La nostra cittadina, che si divide nella parte storica e nella parte lungolago, è divisa anche in rioni e questi rioni pure collaborano molto con la nostra amministrazione nell'organizzare delle feste, soprattutto estive, che possono attirare anche persone straniere. La varietà e la ricchezza del nostro ambiente ci permettono anche di organizzare delle manifestazioni a carattere ambientale e sportivo. Naturalmente la maggior parte di queste feste e manifestazioni che ho elencato si ripetono ogni anno, ecco perché io invito tutti a venirci a trovare. La scuola Bolsena Ricama è una realtà recuperata dal passato. Infatti la prima esperienza che abbiamo a Bolsena risale al 1730 e è stata iniziata da una suora che aveva a cuore molto la gioventù bolsenese. Era quindi un tentativo di recuperare e di dare la possibilità alle giovani del popolo di formarsi e di imparare un mestiere. La scuola è stata ripresa 18 anni fa da me per mia grande volontà e soprattutto una dedizione totale. È un'associazione nata con il nome di Bolsena Ricama e a questa associazione si è affiancata una scuola che ha portato avanti la lavorazione di varie tecniche. Dobbiamo però tenere presente che insieme a questa realtà del ricamo noi abbiamo un merletto molto particolare chiamato merletto di Orvieto, che è stato ripreso da me dopo un'esperienza di 2 anni di scuola dall'ultima merlettaia di Orvieto. Per cui il merletto di Orvieto è un po' una peculiarità della nostra scuola, non ci sono altre scuole che hanno questa tecnica da trasmettere alle allieve e al mondo. Abbiamo tra l'altro, oltre il ricamo e il merletto di Orvieto, anche il chiacchierino, il filé a Modano, il tombolo e anche il macramè. Il macramè è un punto nodi che riprende un po' la tradizione dei pescatori del lago insieme alla rete filé. Noi abbiamo una biennale che si svolge ogni 2 anni, l'abbiamo avuta quest'anno dal 12 al 15 di settembre e la prossima occasione sarà il 17 di settembre del 2015. Tra le manifestazioni più importanti di Bolsena spiccano l'infiorata del Corpus Domini e i misteri di Santa Cristina. Andiamo a saperne di più con l'assessore al turismo. Le tradizionali infiorate che tutti gli anni si svolgono a Bolsena nel giorno della festa del Corpus Domini hanno una tradizione di circa 200 anni. La realizzazione è fatta tutta, la maggior parte con fiori freschi, su bozzetti di carta stesi per le strade. È una manifestazione che coinvolge centinaia di persone su un percorso di circa 3 km, ininterrotto di quadri, di petali di fiori, di qualità chiaramente sempre più ricercata e soprattutto dalla passione che i bambini sin da piccoli mettono
proprio per fare questa infiorata. Come gruppo infioratori e come città di Bolsena facciamo parte del circuito ANCI Città degli Infiorati. Questa è la manifestazione che, ripeto, coinvolge tutti, ma un'altra manifestazione, quella della nostra Santa Patrona, sui misteri di Santa Cristina, che il 23 e il 24 luglio si realizzano nelle 5 piazze più importanti della città. Prendono spunto dalle sacre rappresentazioni medievali, perciò parliamo di sacre rappresentazioni portate all'esterno delle chiese, dove un gruppo numeroso di ragazzi e ragazze rappresentano i martiri di Santa Cristina. Salve, siamo turisti che veniamo dal sud della Svizzera, da Lugano. Siamo di passaggio, ci siamo stabiliti per una settimana in Toscana, a San Casciano, e giriamo un po' tutti i borghi attorno per vedere sia della Toscana che naturalmente anche del Lazio. E oggi eravamo diretti a Bagnoregio e siamo passati da questo bellissimo paese di Bolsena che non conoscevamo. Siamo stati incantati sia dal lago che dal castello e ci siamo fermati, abbiamo voluto fare un giro, passare nei vicoli, vedere le chiese, insomma perdere qualche ora per visitarlo perché è veramente molto carino. Vi consiglio e vi invito a visitare tutti questi paesini nascosti e non nascosti, perché veramente sono un bijou. E nella suggestiva Rocca Monaldeschi della Cervara andiamo a scoprire il museo territoriale del lago di Bolsena. La parola al direttore. Ci troviamo nel museo territoriale del lago di Bolsena, è un museo che già è attivo dal 1991, è ospitato però dentro un edificio storico, la Rocca Monaldeschi della Cervara. Il castello che domina l'abitato di Bolsena e che fu costruito a più riprese tra il XIV e il XV secolo. Il Museo Territoriale del Lago di Bolsena, come ho detto, è stato inaugurato nel 1991 e dal 2000 è il capofila scientifico del sistema museale del Lago di Bolsena. Quindi non si occupa in particolare di un tema specifico, ma essendo un museo del territorio espone un riassunto di tutte le tematiche che poi possono essere approfondite durante la visita del sistema museale stesso, dove gli altri musei costituiscono invece dei poli tematici con il compito di approfondire le anime di questo territorio, che sono molte e di grande valore storico. Dopo la sezione sulla formazione del territorio, quindi dove sono esposte anche delle rocce, le più tipiche rocce vulcaniche della nostra zona, si passa alle fasi dove l'uomo è comparso finalmente e quindi attraverso lo sviluppo dei vari periodi storici che, partendo dall'età dal Paleolitico al Neolitico, attraversano l'età del bronzo, l'età del ferro, e il periodo etrusco. Ritroviamo le tracce etrusche alla fine della civiltà etrusca nel nostro museo. Ma perché? Perché la città etrusca di Bolsena non era Bolsena. La città etrusca di Bolsena era Orvieto. È Orvieto la capitale etrusca che venne distrutta dai Romani nel 265 e gli abitanti furono deportati qui sulle sponde del lago a fondare una nuova città, a cui dettero lo stesso nome della precedente, Velsena, e da cui nel corso del Medioevo, attraverso il termine romano di Volsini, si è formato l'attuale nome di Bolsena. Salendo al secondo piano abbiamo l'esposizione monografica di tutte le testimonianze recuperate nella città rifondata di Volsini, in questa città da cui ha avuto origine il nostro paese attuale. Sono testimonianze soprattutto ceramiche, ma anche di scultura e anche di pittura. Tra queste si segnala un documento straordinario in quanto è un unicum assoluto nell'ambito archeologico, cioè il trono cosiddetto delle Pantere. Facciamo un salto di qualche secolo e arriviamo al Medioevo. Il Medioevo, che è l'epoca poi in cui fu costruita la Rocca
monaldeschi. In questa sezione medievale, che è incentrata sulla presenza di una strada, quindi su uno scavo archeologico che è stato fatto all'interno della rocca, e ha riportato a luce questa strada con i resti di una porta che chiudeva questa strada e i resti della muratura antica che non aveva resistito all'assalto delle truppe di Enrico VI. A fianco della parte medievale, nel 2011 è stato inaugurato un grande acquario d'acqua dolce. Lì già esisteva una sezione museale dedicata al lago, all'ecologia lacustre, quindi sia alla flora che alla fauna, che ai problemi che riguardano il lago di Bolsena. Ma era una sezione statica. Con l'acquario questa sezione è diventata dinamica e a tutt'oggi costituisce, a mia conoscenza, l'unico esempio di acquario d'acqua dolce didattico esistente nell'Italia centrale. Un acquario finanziato e di proprietà della provincia di Viterbo e ha un direttore, il dottor Paolo Andreani, che è un biologo e quindi la professionalità essenziale per poter gestire una struttura del genere che ha un funzionamento estremamente delicato e complesso, essendo i pesci di acqua dolce non pesci d'acquario, ma sono i pesci veri e propri che vengono pescati nel lago e messi a scopo didattico in questo acquario, quindi sono pesci molto delicati da questo punto di vista e che hanno bisogno di una cura continua. Io mi chiamo Polsinio e vi voglio dire qualche parola di dialetto bolsenese. Per dire laggiù, noi diciamo me laggiù, per dire là, me là, tutti così, è un po' bastardo tra italiano e dialetto. Poi che facciamo? Se mi venite a trovare a Trova, a Bolsena, per Santa Cristina, vi invito volentieri. A Bolsena vi aspettano in tanti, gli abitanti sono molto ospitali, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Bolsena, viva la provincia di Viterbo, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!